Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Ci tengo a scusarmi in anticipo per come sto messo, se ho il pigiama, però veramente non mi andava di vestirmi, sono stanchissimo, perdonatemi, concedetemelo, scusatemi anche se non sarò proprio il massimo della felicità a sto video, ma sono veramente distrutto. Comunque, prima di cominciare, io vi ricordo KK Call. Trovate il link qua sotto in descrizione, dove ho preso questa maglia dello United, veramente fantastica. Secondo me una delle maglie più belle degli ultimi anni dello United. Non l'ho presa di Cristiano Ronaldo perché quando ho ordinato la maglietta non si sapeva che Cristiano Ronaldo andasse allo United, e infatti l'ho presa di Jadon Sancho. Io vado un po' a bastion contrario rispetto a quelli che dicono che le maglie vanno prese senza nome e senza numero. Secondo me ha poco senso. Beh, che di solito sto ragionamento si fa con le maglie della propria squadra, però vabbè. E mi raccomando, trovate il link qua sotto in descrizione per comprare delle maglie fatte veramente molto bene a poco prezzo. Comunque, dobbiamo parlare dell'argomento clou, dell'argomento che ha monopolizzato l'ambiente Cagliari in questi ultimi giorni. Si vociferava, ma non pensavo che venisse esonerato veramente. Devo essere sincero, non credevo che Semplici venisse cacciato subito. Non ne avevo idea. Pensavo che perlomeno si sarebbe aspettata come, tra virgolette, formalità la partita con la Lazio, e invece così non è stato. Scelta giusta, scelta non giusta. Ni. Cioè, è sia una scelta giusta che una scelta non giusta. Anche sbagliata. Hanno inventato sta parola, perché non usarla? Scelta giusta perché parlo ovviamente per gusti soggettivi, l'ho detto anche nel video precedente, intanto scusate se avete sentito il rumore. A me Semplice è un allenatore che non mi è mai piaciuto, non mi ha mai ispirato troppa fiducia, e quindi la sua perdita non credo che possa essere un danno così gravoso su quello che sarà il campionato del Cagliari. È chiaro, poi lo ringrazieremo tutti per quello che ha fatto l'anno scorso, perché comunque è assolutamente lodevole. Ha ottenuto una salvezza che era ormai quasi insperata, ma insperata, cioè, erano veramente in pochi quelli che ci credevano, ma più che altro era proprio difficile da realizzare, e in questo ha parte del merito il mister. Quindi a Semplici ancora i miei grazie per aver fatto rimanere in Cagliari, il Cagliari in Serie A. Tanto scusate, cioè, sono un po' dislessico alla stanchezza. E, però allo stesso tempo non sono contento perché, tralasciando il fatto che si poteva aspettare, io di solito vado abbastanza con il piede pesante su queste cose. Quindi se un allenatore va male, o se fa fatica a carburare, oppure se non riesco a vedere in campo quello che dovrei vedere, io tendo sempre a dare la colpa all'allenatore e a cacciarlo via. In questo caso io perlomeno avrei aspettato altre 1-2 giornate, giusto per avere la certezza di fare un'azione simile, cioè di mandare via Mister Semplici. Avrei aspettato. A Mister Semplici gli sono state rimproverate molte cose, ma veramente tante, tantissime, e una tra tutte, la prima che mi viene in mente, è stata ed è sempre stata la gestione dei cambi. E io qui mi trovo particolarmente d'accordo, perché ritengo che la maggior parte delle volte la gestione dei cambi fatta dal mister aveva poco senso, e soprattutto i cambi venivano fatti con la tempistica più sbagliata possibile, perché venivano sostanzialmente
posticipati all'ultimo quarto d'ora, la maggior parte dei cambi, se non tutti i cambi. Il problema è che io non me la sento di attaccare il mister per questa cosa. E perché non me la sento? Perché se noi andiamo a guardare anche gli anni passati, notiamo che questa cosa dei cambi fatti male e con tempistiche sbagliate è una cosa che succede da anni. Da anni. E se devo sparare a caso un numero di anni in cui succede questo, mi tengo basso dicendo 3. E sono probabilmente di più. Io capisco anche quelli che dicono non ce la si, non ce la si può. Vabbè, non ci si può arrabbiare soltanto con l'allenatore. Non è, non può essere soltanto lui a pagare le azioni di tutti. E io sono assolutamente d'accordo. Semplici non deve pagare le azioni di tutti. Semplice credo che probabilmente starà pagando o ha pagato la gran parte degli errori fatti da lui in questo caso, però c'è da dire che non è tutta colpa sua, perché, citando quello che ho detto prima, sono anni che a Cagliari succedono sempre le stesse cose. È un copione trito e ritrito. Tutto ciò che succede è un qualcosa che noi abbiamo già visto almeno un anno prima. Ed è chiaro che tutta questa situazione non sia soltanto colpa di Semplici, perché quello che è successo con Semplici è successo con Di Francesco, è successo con Zenga, è successo con Maran, è successo con Lopez, è successo con Rastelli ed è successo con inserite nome allenatore che preferite. È successa sempre la stessa cosa con tutti, con tutti. E cosa c'è che accomuna questa cosa? Cos'è che tutti questi periodi hanno in comune? La gestione Giulini. Non c'è da girarci intorno, ragazzi. Siamo completamente allo sbaraglio. Tralasciando che prima avevamo Cellino come presidente, ma noi stiamo diventando una di quelle squadre che esonera un allenatore all'anno. Un allenatore all'anno. Ma il problema potrà essere sempre solo l'allenatore? Sicuramente in quei frangenti l'allenatore avrà fatto un qualcosa che non andava fatto, avrà gestito male la situazione, non lo metto in dubbio. Ma è sempre solo colpa dell'allenatore? C'è qualcosa che non torna, secondo me. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo, qua sotto trovate sempre in descrizione il link per KK Gold per prendere le magliette a poco prezzo. E aspettatevi anche il video sul nuovo allenatore. Si vocifera sia Mazzarri, però io non lo registro fino a quando non ci sarà l'ufficialità. Quindi il video, se tutto va bene, questo lo sto registrando oggi 14, lo pubblico domani mercoledì 15, se tutto va bene e se lo confermano domani, giovedì 16 avrete il video su Mazzari. Detto questo vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Belli regà.